Mi dispiace per i nostri sostenitori che non possono vedere l'esordio della propria squadra. Per noi era meglio, innegabile, però voglio rassicurare loro che per noi non sarà un alibi, quindi noi dobbiamo cercare di vincere questa partita e cercare di fare il massimo per vincere. Medicina è un ragazzo che seguivamo, un ragazzo che ci dà un apporto davanti, è arrivato, è allenato, sta bene, ho parlato prima, quindi credo che domenica sia uno disponibile. Abruzzese ha fatto un precampionato dove ha giocato, Grillo ha giocato di meno, però è arrivato prima, quindi queste 2 settimane ha lavorato anche bene, quindi vedremo per sabato sera se potranno essere utili subito o partite in corso. Però rivoluzioni no, noi vogliamo completarci come ha sempre sostenuto la società, perché abbiamo iniziato un precampionato che non aveva completi, ci dobbiamo completare. Il partito sta meglio, anche se non è ancora al 100%, nel senso che questo problema qui al tendine rotuleo che ormai è un po' di tempo che non le permette di allenarsi bene, però ieri ha fatto un tempo come tutti gli altri, è andato meglio. È una squadra che innova Bussanzini, Nassi, Baruscia, una squadra che l'anno scorso si è dato la promozione, quest'anno anche mi sembra oggi c'è un'intervista di Corriere che dice non possiamo stare un altro anno in Serie B perché noi dobbiamo andare per forza in Serie A, quindi è una squadra che non nasconde le proprie ambizioni, è una squadra con grande individualità. Ho rivisto i filmati della partita di domenica, è una squadra che è in condizione e quindi sarà una partita difficile, molto difficile.